Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, noi che proprio fedeli al nome Radio Libertà ci prendiamo la libertà di criticare e di incalzare, diciamo, anzitutto la nostra area politico-culturale, altrimenti che staremmo qui a fare, ebbene proprio noi per coerenza interna oggi dobbiamo testimoniarvi che sono stati segnati 2 colpi di centrodestra, nel senso migliore dell'espressione, nel senso che piace a noi, nel senso dell'evoluzione di questa Repubblica Italiana verso un autentico Stato di diritto liberale. Non è la vittoria finale, ma sono 2 colpi oggettivi, migliorativi, che non possiamo non sottolineare. Il primo ovviamente è l'approvazione del DDL Nordio, che non è la riforma della giustizia tout court che servirebbe a questo sistema, ma non è neanche una cosa irrilevante, cioè un primo abbozzo di riforma autentica della giustizia. Citiamo solo gli aspetti più rilevanti a nostro giudizio. Tra l'altro consiglio il commento di Pietro Senaldi su Libero, che mette insieme proprio i tasselli fondamentali. C'è ovviamente l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, una cosa veramente liberale, oltre che una cosa di banale buonsenso. Ricordiamo che su circa 5.000 procedimenti che si aprono ogni anno, il 90% veniva archiviato. Del restante 10%, il 94% dei casi finiva con un'assoluzione, quindi già questo doveva dirla lunga su questa fattispecie di reato, ma poi era uno dei principali grimaldelli, no? Per tenere sotto scopa la politica da parte della burocrazia e di certe procure, perché c'era il terrore della firma, c'era appunto il terrore di essere inquisiti per qualunque decisione, che poi decidere è l'essenza della politica, no? Cosa fa un politico? Si rifiuta di decidere, quindi questa forte ipoteca della giustizia e della burocrazia sulla politica è stata spazzata via. Poi c'è una sacrosanta riforma delle intercettazioni, dell'abuso barbaro e giacobino che è andato in scena in questo paese. Parlo soprattutto di abuso mediatico. Infatti da oggi potranno essere pubblicate solo le intercettazioni effettivamente presenti e utilizzate negli atti giuridici, negli atti del processo. Quindi finisce quella pratica, come dire, che connota molti giornali e molti giornalisti, dello sputtanamento personale, delle intercettazioni a strascico diffuse magari a puntate, proprio per allestire una gogna personale, non di rado contro il nemico politico. Non a caso oggi il Fatto Quotidiano è molto critico su questa riforma, e quindi state sicuri che è una buona riforma per ogni liberale autentico. C'è poi, in coerenza con questo spirito, una riforma dell'avviso di garanzia e anche della discrezione con cui viene consegnato un avviso di garanzia, cioè magari non convocando i giornalisti sotto casa dell'indagato, e il principio sacrosanto della inappellabilità per, diciamo, i procedimenti che riguardano reati di scarso impatto sociale, non per tutti, ma della inappellabilità delle sentenze di primo grado. E quindi, come dire, ci sono dei tasselli che compongono un'immagine della giustizia meno giacobina, più liberale, più affine a uno Stato di diritto. Come più affine a uno Stato di diritto è oggettivamente l'abolizione del redditometro. L'abolizione del redditometro, che è uno strumento che, come dire, probabilmente sarebbe stato utilizzato volentieri dalla Stasi, perché cosa è stato deciso? Sparisce appunto questa pratica di sostanzialmente monitoraggio, se non saccheggio, delle vite degli altri, per cui confrontando i redditi dichiarati con le spese, andando a indagare in modo occhiuto e orwelliano la vita concreta delle persone, si andava a caccia proprio del contribuente, invertendo l'onere della prova, cioè dando per scontato che il contribuente è un evasore. Io gli setaccio la vita, poi eventualmente, se gli va bene, dimostrerà che non lo è. Ebbene, da oggi non è così, questo redditometro non verrà più confermato, ci sarà un analogo solo per i casi già, diciamo,
conclamati di alta potenzialità di evasione. Poi noi saremmo interessati a capire chi li definisce, che se no rischiamo di essere da capo, però è sicuramente un'ottima notizia che è uno strumento da Stasi, da DDR, non da Stato liberale, come era il redditometro, è scomparso dalla vita degli italiani. Morale: sono due colpi di centrodestra nel senso migliore del termine, e noi non possiamo non sottolinearlo. Sono la rivoluzione della giustizia e la rivoluzione fiscale che noi auspichiamo? No. Sono però due oggettivi importanti passi avanti. Speriamo che siano solo i primi. Grazie a tutti, ma vi invito a rimanere qui, perché ovviamente tra poco c'è il direttorissimo Vittorio Feltri col Bamba della settimana. Vi aspetto.